Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. L'appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e siamo arrivati a metà settimana. Buon mercoledì 7 di ottobre e grazie come sempre ad ognuno di voi. Quindi grazie 255.984 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Siamo pronti, ottobre, ormai mancano gli ultimi giorni, la data è del 13 di ottobre per la presentazione del piano industriale alla stampa nazionale ed internazionale. Si svolgerà a Palermo e i tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, presenteranno alla stampa il piano industriale. Sapete già, con questa nuova edizione di Io Compro Siciliano Live abbiamo dato anche il via a quello che è il più grande marketplace del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, dove sarà possibile, come sempre, identità, qualità e provenienza delle aziende. Sono circa 50 aziende attentamente selezionate, circa 2000 prodotti, e poi all'interno del portale sarà un viaggiare attraverso l'arte, l'uso, i costumi, anche quelli che sono i piatti tradizionali. Pensate, delle ricette naturalmente di tutta la Sicilia, con la selezione dello chef Mariano Carbonetti, antropologo dei piatti tradizionali, ed anche il nostro Francesco Caravello. Siamo arrivati a metà settimana, sapete, al giovedì e al venerdì abbiamo le nostre consuete rubriche del Che di Pure. Al giovedì a cura di Davide Morici e al venerdì invece di Giuseppe Giorgiani. Domani eccezionalmente abbiamo voluto, visto che il mese di ottobre è il mese rosa per eccellenza, il mese della prevenzione, per noi è anche un po' il mese dedicato alle donne. Domani sarà proprio una straordinaria dedicata alle donne con tre eccellenze. Avremo con noi in collegamento da Parigi Francesca Borgese. Francesca Borgese è pensate, lei dirige due alberghi, ristoranti della catena Accor, ed è una grande imprenditrice, avrà veramente tanto da poter condividere con noi. Ed ancora, sempre ospite domani in questa speciale puntata dedicata alle donne, Giada Loporto, giornalista, la conosciamo, collabora con Repubblica, è anche scrittrice. Ed ancora Floriana Sergio. Floriana Sergio è un'imprenditrice. Lei è ideatrice della sua linea PharmaFlow, sono prodotti tutti naturali e soprattutto prodotti del territorio siciliano. Domani sarà ospite con noi, quindi non mancate. E invece oggi parliamo di cultura, quanto la cultura è importante, investire in cultura, e soprattutto come la cultura diventa anche un riscatto sociale, per coinvolgere nel recupero sociale, ma anche per dare un segno forte ai ragazzi, ai bambini, ai giovani. Ed ancora come è importante attraverso la scrittura raccontare di personaggi importanti come l'ospite di oggi. Tanti anni fa ho avuto modo di conoscere Gino Pantaleone. Lui è un personaggio veramente molto poliedrico. Lui è scrittore super pluripremiato in importanti premi letterari nazionali. Lui scrive saggi, poesie, libri. Oggi ci soffermeremo anche in particolare su uno dei libri, che è Servi disobbedienti, dove si parla un po' di Leonardo Sciascia, ma ci si sofferma su una bellissima figura, che è la figura di Michele Pantaleone. Avremo modo di parlarne con lui. Ancora parleremo della direzione artistica, della sua direzione artistica all'interno dell'associazione culturale Polifonie d'Arte, insieme ad Alessia Misiti, tantissimi eventi e tantissimi appuntamenti importanti. Ed ancora in questa puntata arriveremo sino a Mussumeli.
nel territorio di Caltanissetta per conoscere un produttore, lui è titolare dell'azienda agricola Le Aromatiche di Girati. Gero Bonfante. Gero Bonfante ci parlerà un po' della sua azienda, di come nasce questo amore per l'azienda, per i prodotti del territorio e poi tanto per citare qualche prodotto, oltre naturalmente a tanti aromi, in particolare origano al loro finocchietto, ma insomma ci soffermeremo anche sui legumi e poi su prodotti eccezionali come la crema di capperi, il pesto di finocchietto, la confettura di cipolla rossa e ancora la pasta di cece nero. Insomma, rimanete con noi. Siamo pronti? Paolo Gatto in regia, grazie Paolo. Vogliamo far entrare il nostro primo ospite, con noi Gino Pantaleone. Salve, buona giornata. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. buongiorno Katiuska. È piacere averti con noi. Allora, Piacere mio. Gino Pantaleone è veramente un personaggio molto particolare. Io tanti anni fa, senza conoscere ancora Gino, ho avuto il piacere di leggere un copione. Era un testo con delle musiche molto belle del maestro Ricotta, un testo straordinario dove viene fuori il racconto, i personaggi, gli affetti, ma anche sempre questa bella sicilianità. Iniziai le prove di questo copione per questo spettacolo che doveva andare in scena proprio presso il Conservatorio di Palermo e incontrai durante le prove Gino Pantaleone e da lì fu veramente un grande piacere conoscere un personaggio come te, Gino, che ho avuto poi modo di rincontrare tante volte perché Gino è veramente uno scrittore, un poeta tanto premiato ed è per noi grande motivo di vanto, davvero un'eccellenza siciliana. Gino, cominciamo a parlare. Mi è piaciuto e mi piace anche perché abbiamo avuto modo proprio da pochissimo incontrarci in una manifestazione importante che è Termini Book Festival e tu eri lì perché hai presentato un po' quello che è stato un personaggio importante ed esattamente Michele Pantaleone e tu ne scrivi nel tuo libro Servi disobbedienti. Mi piacerebbe che ne raccontassi uno scorcio. Sì, la storia è lunghissima e si potrebbe fare davvero non un film, ma più di un film. Prima di Servi disobbedienti avevo scritto Il gigante controvento, Spazio Cultura, e Il gigante controvento è proprio, secondo me, Michele Pantaleone, che non è un mio parente, non lo abbiamo mai saputo, quantomeno io l'ho conosciuto e l'ho praticato, l'ho frequentato gli ultimi 7 anni della sua vita, quindi ho avuto modo di capire i modi come lo hanno eliminato dalla storia sia della letteratura che della cultura siciliana. E invece Michele Pantaleone è colui che ha aperto la letteratura antimafia, con Mafia e politica del 1962. L'anno prima Leonardo Sciascia aveva scritto Il giorno della civetta, ma quello è un romanzo che va bene lo stesso, ma non come un saggio dove fai nomi e cognomi e dove cominci a prendere le prime querele. Ti sto parlando di una persona che nella sua vita ha preso 39 querele, ha partecipato a circa 4.800 udienze, perché le querele che gli hanno dato non gliele hanno date solo in Sicilia, gliele date a Torino, a Milano, a Roma, a Caltanissetta, perché un motto suo, alla fine di questa storia, è il seguente: chi intende cavalcare la tigre dovrà tenere presente che prima o poi potrà essere dissanguato dalle pulci. E lui è stato dissanguato dalle pulci. Servi disobbedienti non è un titolo che è venuto da me, ma è venuto da una parola, da una frase di Fabrizio De André, dove in smisurata preghiera
dice: Signore, ricorda questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Perché Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone non sono mai andati appresso al branco, non sono mai andati appresso al partito, non sono mai andati appresso alle omertà dei partiti. E quindi ho fatto questo parallelismo in Servi disobbedienti tra questi due grandi scrittori, uno che scriveva romanzi, l'altro che scriveva saggi, e che comunque per la loro ostinata, anzi dico la parola precisa, uomini dal tenace concetto, diceva Sciascia, hanno finito i loro giorni nella solitudine. Fabrizio De André è un pioniere della cultura della solitudine, ha scritto Anime Salve proprio per coloro che vengono dimenticati, vengono tagliati fuori e vengono lasciati da soli da una società mentre loro hanno lottato per la società. Senti Gino, tu in realtà in questo tuo modo anche di raccontare in questo momento c'è grande partecipazione. Tu ti dedichi moltissimo al sociale, cioè cercare di fare dell'arte e della cultura un modo importante per il recupero. Prima di parlare delle iniziative dell'associazione di cui tu sei direttore artistico, che è l'Associazione Culturale Polifonia d'Arte, vorrei fare un nome proprio per dire quanto è importante il tuo impegno quotidiano. Padre Mario Golesano. Sì, padre Mario Golesano intanto è mio cugino. Conosciamo tutti padre Mario Golesano per essere stato il successore di padre Puglisi nella chiesa di San Gaetano a Brancaccio. E adesso è nella chiesa, nella parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo. E noi abbiamo concluso le nostre attività prima del lockdown, che dovevamo fare un concerto contro la violenza sulle donne, per le donne. E non ci siamo arrivati, quindi abbiamo dovuto interrompere questo concerto a data da destinarsi. Ecco, questo concerto lo faremo sabato, proprio nella chiesa di Padre Golesano. Il titolo è questo e si chiama Mulier det vitam, nel senso donna promotrice di vita. E ci sarà un concerto di archi, un quartetto d'archi, un quartetto d'archi e le letture mie delle poesie sulla donna, alcune letture mie sulla donna, e avremo la grande collaborazione di tre associazioni, anzi 2 associazioni e una scuola. Uno è gli Stati Generali delle Donne, che è un'associazione a livello internazionale. Poi ci sono l'associazione Noi Uomini a Palermo contro la violenza sulle donne e il liceo artistico di Palermo, il Ragusa Kioara, che ai ragazzi della scuola ha fatto fare delle spillette con la scarpa rossa. E quindi diciamo lì verranno distribuite e questo sarà sabato alle 21. Polifonie d'Arte aprirà il concerto La fiduciaria territoriale, che è Alessia. Ecco, che salutiamo tra l'altro, Alessia Misiti. Senti Gino,
Sono tanto importanti per voi, tu sei appunto direttore artistico dell'Associazione Culturale Polifonia d'Arte, insieme ad Alessia Misiti, tante belle iniziative fatte nei palazzi storici, in luoghi veramente molto belli e prestigiosi di città e quasi sempre questo coinvolgimento dei ragazzi, dei bambini. Quanto sono importanti nel vostro programma artistico proprio i bambini? Ma noi crediamo, anzi, poniamo tutto sui bambini, perché poi arrivato a un certo punto i concerti nei palazzi storici sono un'imitazione dei salotti dell'Ottocento, cerchiamo di fare questo quantomeno, cioè di riproporre quei salotti dove tutti ci riuniamo attorno a un pianoforte, a uno strumento, in un luogo di prestigio. Ecco, allora noi abbiamo fatto concerti a Palazzo De Gregorio, abbiamo fatto concerti a Palazzo Mirto, diversi devo dire. Abbiamo fatto concerti alla Palazzo come si chiama? Streli, insieme a Quella della Giovanni Cala, Verga. insomma, non mi ricordo come si chiama in questo momento, ma la dimentico sempre. E quindi praticamente ritornano questi salotti letterari. Per quanto riguarda i bambini, noi ecco, diventiamo anche noi bambini. Noi anticipiamo la spiegazione delle opere che verranno fatte poi al Teatro Massimo. Quindi, che so, abbiamo fatto La Tempesta di Shakespeare, Lo Schiaccianoci, Pierino e il Lupo, la Turandot, Barba Blu, ecco, Rigoletto, e noi diventiamo quelli, cioè noi ci travestiamo poi, cioè non, noi ci spogliamo delle vesti di Alessia pianista, io poeta, no? Quelli che si mettono tutti in giacca e cravatta, quelli che devono avere la faccia triste, e diventiamo invece questi, cioè diventiamo Pulcinella, facciamo il carnevale di Pulcinella, diventiamo Turandot Alessia, diventiamo Barba Blu io, ecco, e diventiamo il cappellaio. Io sono diventato anche il cappellaio matto facendo Alice in Wonderland, per esempio. Quindi Piace. diciamo, Senti Gino, c'è veramente tanto entusiasmo nel tuo raccontare. Noi sicuramente avremo modo di rincontrarti per altre interviste perché Gino è sempre presente veramente quando si tratta di coinvolgere culturalmente poeti, bambini, iniziative culturali. Gino è sempre presente, quindi avremo senz'altro la possibilità di ricontinuare questa conversazione molto interessante. C'è qualche messaggio che in regia vogliamo leggere? Fausta Intravaglia, attrice. Ciao Fausta, buongiornissimo, ciao cara. Buongiorno a John Blandi, buongiorno Katiuska e ospite e a tutta la comunità di Io Compro Siciliano. John Blandi è un siciliano che vive a New York. Ciao John. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, felice giornata. Ciao Amalia. Lucia Bertuccelli, che bellissime iniziative. Ciao Lucia, grazie, grazie soprattutto a Gino e all'associazione. Bene Gino, io devo per oggi lasciarti perché continuiamo a viaggiare. In questo mercoledì viaggiamo, lasciamo la città di Palermo per spostarci nella città di Mussomeli, siamo nel territorio di Caltanissetta dove ad attenderci c'è Gero Bonfante che ci racconterà la storia della sua azienda agricola, le aromatiche di Girafi. Quindi continuate a rimanere con noi. Gino, io devo io, salutarti, ma non io senza... Io una cosa soltanto volevo dire, volevo ringraziare, anzi sono onorato di far parte della famiglia Io Compro Siciliano, perché voi state facendo davvero un lavoro straordinario di sensibilizzazione per eh, per, eh, per restare in Sicilia su tutto, ecco. E come noi
ci pregiamo di portare in auge i migliori musicisti giovani siciliani, li abbiamo portati anche ad Aarhus in Inghilterra. Ecco, anche voi fate questo con tutto lo scibile. Io vi ringrazio, grazie. Grazie. Senti Gino, leggo questo messaggio insieme a te del Faraone Palermo che dice: buongiorno carissima amica Catiuscuzza e al grande direttore artistico Gino Pantaleone, altrettanto, che parlava del grandissimo nostro scrittore Sciascia, uno dei favoritissimi scrittori insieme ad un grandissimo orgoglio siciliano, Luigi Pirandello ed Andrea Camilleri, naturalmente. Ciao caro amico, grazie. Senti Grazie. Gino, io devo salutarti e quindi potresti per favore avvicinarti alla camera? La so Dovresti questa. ripetere, la sai, vero? Sì. Dovresti ripetere con me. Io Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace. Un bacio a te, Gino, ti voglio bene. Buona Ciao. continuazione di lavoro. Ciao, 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 ciao ciao, ciao. Gino. E continuiamo in questa giornata a parlare di Sicilia, parliamo di prodotti del territorio. E che prodotti! Signori, oggi con noi Gero Bonfante. Buongiorno a tutti. Buongiorno Gero, Buongiorno. buongiorno, benvenuto e bentrovato. Allora, cominciamo a parlare di Grazie. te, Gero. Io quando ho letto da parte della nostra Marzia Monreale, che è la nostra caporedattrice, la scheda sulla tua azienda, beh, io ero lì che già sognavo leggendo la molteplicità dei tuoi prodotti e adesso Grazie. entreremo fra poco nel vivo. Allora, Gero Bonfante, dicevamo siamo nel territorio di Mussumeni, nel territorio appunto di Caltanissetta. Parliamo della sua azienda, lui è titolare dell'azienda agricola Le Aromatiche di Le Girati. Ecco aromatiche qua, di Girati. vediamo, guardate un po', e questo è anche il catalogo dei prodotti di Gero. Lo vediamo bene, Gero. Senti, io facciamo una cosa, è un po' come se sfogliassimo insieme questo tuo catalogo. Come nasce questo amore per la tua azienda? Allora, nasce dal valorizzare, oltre alla mia azienda, anche un pezzo del mio territorio. L'azienda si trova proprio nell'entroterra della Sicilia, la parte più alta del territorio di Mussomeli. Siamo a pochi chilometri dal centro abitato, però siamo distaccati da altre case, da altre aziende circostanti. La nostra azienda, dicevo, era è la parte più alta del territorio, e guardando il territorio mi sono reso conto che crescono aromatiche a livello spontaneo, senza aiutarle con concimazioni o chissà che cos'altro, come l'origano, il pinocchietto, il timo, l'alloro. E di lì, Rosmarino, salvia, è rosmarino, meraviglioso. salve, ce ne sono tante di aromatiche nel nostro territorio che magari a volte non le conosciamo. E grazie anche a mia moglie con l'aiuto che mi ha dato, perché lei è una grande cuoca, e utilizzando soprattutto le erbe aromatiche fresche, alle pietanze gli danno un sapore tutt'altro superiore rispetto a utilizzare quelle secche, magari quelle provenienti da altri territori. E di lì è Assolutamente. Tra nato. l'altro, Gero, senti, tra l'altro il Sì, vostro origano lo sì, distribuite veramente ovunque. Cioè, guarda, abbiamo qualcosa che ci volevi far vedere. Il vostro sì, origano, dicevo, lo distribuite veramente ovunque. Leggevo, noi dall'origano che ecco, facciamo, lo facciamo sia a mazzetto che sgranato. sì. Girando per le fiere di settore, diciamo, siamo stati a delle fiere del Tutto Food di Milano, o al Cibus, o diverse fiere a livello anche internazionale. Abbiamo avuto contatti dal Brasile, dal Belgio, e l'hanno apprezzato soprattutto. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti. Sembra una cosa così l'origano, ma chi l'ha provato sia nella gastronomia sia nelle varie pizzerie di un certo l'hanno apprezzato veramente. E questo, noi Eh, parliamo sempre, Gero, noi parliamo sempre
di prodotti che rappresentano il territorio, ma soprattutto ci Perfetto. soffermiamo sempre quando parliamo di prodotti di qualità. Senti, Gero, nella tua azienda ci sono altri prodotti? Io leggevo per esempio tutta la sezione dei legumi, Sì, c'è il cece nero per esempio, perfetto. e tra l'altro realizzate anche la pasta, no? Con, Siamo i primi a livello regionale di pasta di cece nero, molto ricca di ferro, proteine e fibre. quindi come vedete anche prodotti particolari. Poi leggevo per esempio anche vabbè, le lenticchie, anche queste nere e E allora bianche. abbiamo noi, oltre alle erbe aromatiche che sono tutte l'ecotipo della zona che io ho preso direttamente, noi abbiamo pure un direttory di montagna dove abbiamo diradato proprio l'ecotipo dell'origano, del pinocchietto, l'abbiamo messo in pieno campo. Dei legumi ho voluto selezionare legumi di qualità superiore, legumi che si sono persi con il tempo perché avevano poca produzione. Come si sa, quando un prodotto produce poco, viene subito eliminato, però sono molto ricchi di ferro, proteine e fibre, come le lenticchie nere e il cece nero. Sono 3 volte più ricchi Esatto. di ferro rispetto ai legumi normali. E Sì. noi dal cece nero l'abbiamo valorizzato piano piano, l'abbiamo di nuovo portato in produzione, l'abbiamo fatto molire a pietra e dalla molitura abbiamo fatto pure la pacificazione. È Quindi molto ricco di ferro, proteine e fibre, senti, dicevo. c'è tanto passione in questo, no, Gero? Io vedo che tu Soprattutto racconti. non è più un lavoro, ma è una passione vera e propria, perché a prescindere dall'agricoltura bisogna essere in agricoltura, bisogna avere la passione per fare questo e poi anche valorizzare i prodotti, portarli fuori, mettergli proprio la faccia al prodotto perché sono prodotti alimentari, non è un vestito che dice Ma mi sta fermati, bene, cos'è che hai detto adesso? Mettere faccia mettere la ad un faccia, prodotto. sì, Allora, ad devi un sapere una prodotto. cosa. Gero, io di tanto in tanto entro in conversazione, devi sapere una cosa. Noi abbiamo il nostro Francesco Caravello, tra l'altro che salutiamo tutti i giorni alle 18, aperitivo social, e lui dice sempre che in aperitivo social, nel suo format delle 18, noi diamo proprio faccia ai prodotti, perché secondo Perfetto, me è importante, ed è quello che stavi dicendo adesso tu, Gero, che quando si acquista un prodotto bisogna pensare proprio che dietro c'è una famiglia, che dietro c'è un'azienda, perfetto, che c'è dietro c'è un'identità. qualcuno, una identità. Bravissimo Gero, proprio bravo. Perfetto. Se- E in più si sa che le varie malattie vengono dall'alimentazione e uno curando l'alimentazione, utilizzando prodotti genuini, con l'attenzione all'alimentazione sana e rispettosa, uno evita di avere certe anche patologie. Assolutamente, assolutamente la prevenzione e la buona alimentazione, proprio per questo tra l'altro Perfetto, io compro siciliano, attenziona moltissimo, vi ricordo che siamo nella parte diciamo di collaborazione, si sta cominciando a consolidare anche la collaborazione con il progetto Milan Urban Food Policy che praticamente sostiene quella che è la buona alimentazione, quindi prodotti a chilometro zero, e perfetto. non spreco, quindi anche in questo siamo assolutamente in linea. Senti Gero, fra i Poi- prodotti, sì, sì. fra i prodotti ci sono delle chicche, per esempio questa confettura di cipolla rossa. Questa è una nostra realtà che abbiamo fatto da poco, essendo che facciamo, oltre alle aromatiche, facciamo un po' di ortaggi, pure abbiamo pensato, perché anche nel periodo del lockdown ci siamo inventati un po' di cose per dargli anche sempre curiosità alle persone. Poi quello che abbiamo fatto pure è il nostro pezzo di finocchietto selvatico, che Ecco, noi coltiviamo direttamente qui nel nostro territorio. E poi dico un'altra cosa, ho il piacere pure di portare pure le persone qui in azienda per fargli vedere direttamente con i loro occhi e di camminare, farsi anche una passeggiata tra le aromatiche per vedere proprio la realtà con i loro occhi, così si rendono conto che dice, c'è una
una realtà affermata, perché a volte magari dice, sai, io faccio questo e poi magari non vanno a visitare le aziende c'è qualche cosa, però qua noi abbiamo sempre il cancello aperto, tutte le persone possono venire a Esatto. visitare, anzi mi fa solo piacere perché quello che vorremmo realizzare noi è anche un percorso naturalistico, un percorso sensoriale, olfattivo sulle aromatiche e sulla conoscenza anche del territorio, perché abbiamo un territorio noi ancora inesplorato. Quello che dico, Quando si la parla di Sicilia tour non... esperienziali, Gero, no? Quando si parla di Sì, questi tour che ti fanno vivere l'esperienza del territorio, quindi tu perfetto, dicevi proprio adesso un tour emozionale. Senti, Gero, perfetto. siamo ormai veramente agli ultimi minuti e andiamo in Sì, chiusura. Dicevo, ci sono veramente tanti prodotti, tu adesso ci facevi vedere il pesto di finocchietto, ma c'è la crema di capperi, insomma c'è appunto la pasta di cece di nero, cece nero. avete veramente tantissimi prodotti, eccola Questa è qua, la nostra guardate, pasta di cece nero eccola. fatta, considera che è molita a pietra e trafilata a bronzo, insieme però con del grano senatore Cappelli, molto a basso contenuto glicemico e ad alta digeribilità. Infatti basta quei 60-70 grammi che dà senso di sazietà e non va a gonfiare lo stomaco ed è molto Quindi, proteica. quindi anche perfetta per i regimi alimentari corretti, Per- quindi perfetto, sì, assolutamente sì. utilizziamo prodotti sani, Utilizza prodotti del territorio. è Senti Geno, naturale. guarda, Sì. io volevo dirti una cosa, sicuramente verremo a trovarti perché sarà Con un molto piacere. piacere, così, con molto piacere, vi aspetto con le braccia aperte per farvi vedere soprattutto la realtà, la mia realtà. Noi vogliamo dire a tutti gli amici, abbiamo conosciuto le aromatiche di Girafi, l'azienda agricola di Gero Bonfante a Mussumeli nel territorio di Caltanissetta. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi della Volevo disponibilità. Grazie, volevo salutare e ringraziare come sempre in regia Paolo Gatto, con me ci si vede domani, vi ricordo domani un appuntamento straordinario tutto al femminile con Giada Loporto, giornalista scrittrice, Francesca Borgese, lei è una grande imprenditrice, dirige 2 alberghi e ristoranti in Francia ed ancora Floriana Sergio di Farmaflo, anche lei è un'imprenditrice siciliana, insomma vi aspetto domani puntuali alle 12, noi però Gero dobbiamo salutarci, sai? E quindi potresti per favore avvicinarti alla camera? Adesso dovresti ripetere con me, io Io Pombro siciliano compro siciliano, ci piace. e vendiamo siciliano. Grazie per essere Ok, stato con noi ok, e grazie a adesso voi. Buon lavoro e video complimenti istituzionale. veramente di tutto. Grazie Gero, buon Complimenti. lavoro. Grazie. Video istituzionale. Ciao, a domani, grazie. Ciao.